Agrigento sarà teatro di un importante appuntamento scientifico dedicato al percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per i tumori del colon retto, presieduto dal professore Carmelo Sciumè, direttore dell'unità operativa clinicizzata di chirurgia generale, endoscopica e laparoscopia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il convegno vedrà la partecipazione di illustri chirurghi sia siciliani che provenienti da altre regioni italiane in un confronto scientifico di altissimo livello. Il razionale scientifico che ispira questo incontro si fonda su un approccio avanzato multidisciplinare alla gestione dei tumori del colon retto, basato sulla comprensione approfondita dell'epidemiologia dei fattori di rischio e della biologia molecolare. L'integrazione delle tecniche di screening precoce, imaging di ultima generazione e trattamenti multimodali, chirurgia, chemioterapia, immunoterapia e radioterapia rappresentano il fulcro di un percorso mirato al miglioramento degli esiti clinici e alla sopravvivenza dei pazienti. Attraverso l'approccio multidisciplinare, il convegno intenderà sottolineare l'importanza della collaborazione tra le diverse figure professionali per garantire un'assistenza personalizzata. La ricerca scientifica in continua evoluzione è la base che consente di mantenere il PDTA costantemente aggiornato per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti. Un'opportunità per la Sicilia in una regione come la nostra, dove i tumori del colon retto rappresentano una sfida significativa. Il PDTA pone come elemento cruciale per migliorare le qualità delle cure e degli interventi sul territorio. Il convegno intenderà favorire non solo lo scambio di conoscenze e competenze tra specialisti, ma anche promuovere lo sviluppo per una rete territoriale efficiente e integrata. L'evento sarà un'occasione unica per discutere le più recenti innovazioni e sfide nella gestione dei tumori del colon retto, con l'obiettivo di favorire l'eccellenza e la centralità del paziente nella pratica clinica. La partecipazione di esperti rinomati rappresenterà un valore aggiunto, offrendo alla Sicilia una grande opportunità per affermarsi come punto di riferimento per l'avanzamento scientifico e medico.